Buongiorno cari amici e bentrovati. Siamo giovedì 15 dicembre, giovedì della terza settimana di Avvento. Chiediamo l'aiuto dello Spirito che ci sintonizzi con la parola del Vangelo e ci illumini attraverso di essa. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Vangelo che ascoltiamo oggi, ancora una volta, fa riferimento a Giovanni il Battista. Siamo nel Vangelo di Luca, proprio i versetti che seguono quelli che abbiamo ascoltati ieri. Ascoltiamo questo brano. Quando gli inviati di Giovanni Battista furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ascoltava e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di lui. Per aiutarci a vivere bene l'attesa della venuta del Signore, la liturgia sceglie ancora la figura di Giovanni il Battista. È Gesù che ne parla, dopo che gli inviati di Giovanni Battista stesso furono partiti. Ricordate il brano di ieri, Giovanni che manda alcuni suoi ambasciatori a chiedere a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Qui Gesù parla di Giovanni Battista. Chi è Giovanni? Una canna sbattuta dal vento? No. Un uomo vestito con abiti di lusso? No. Un profeta? Sì, anzi, più che un profeta. Un uomo, dice Gesù, nel quale trova compimento la scrittura. Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Giovanni è un uomo mandato da Dio a preparare la via al Messia. Nemo maior sono due parole latine che si trovano in questo brano e che mi sono rimasti in mente perché il mio parroco, quando ero bambino, le ripeteva spesso. Lui si chiamava Giovanni Battista. Nessuno più grande di Giovanni Battista fra i nati di donna. E tuttavia, ecco una frase che ci sconcerta, e tuttavia, dice Gesù, il più piccolo del regno di Dio è più grande di lui. Che cosa vuol dire Gesù? La risposta sta nella nuova creazione, nella nuova economia di salvezza, nella nuova storia di salvezza che Gesù è venuto a inaugurare. Il regno di Dio portato da Gesù è un cambiamento radicale. Chi vi entra riceve una vita nuova, non più a livello umano,
ma la vita stessa di figlio di Dio. Questa è la meraviglia che ci attende. Il figlio di Dio, venendo, ci rende partecipi della sua stessa figliolanza. È un dono gratuito che giunge in modo paradossale contro tutte le capacità umane. A questo dono siamo tutti invitati a partecipare. La condizione è di riconoscere che è un dono gratuito, un dono più stupendo ancora della prima creazione, che certo è avvenuta dal nulla, mentre la nuova creazione avviene da una situazione di lontananza da Dio, di peccato. Ecco perché il più piccolo nel regno di Dio, quello che quasi come ultimo entra in questo nuovo progetto di salvezza, riceve una dignità, un dono più grandi addirittura di Giovanni Battista, il più grande tra i figli di donna. Chiediamo allora di saper apprezzare il dono gratuito che la venuta di Gesù porta nel mondo e porta nella vita di ciascuno di noi e di lasciarcene illuminare e trasformare. Preghiamo con la liturgia. La coscienza della nostra colpa, o Padre, ci rattrista e ci fa sentire indegni di servirti. Donaci la tua gioia e salvaci con la venuta del tuo Figlio unigenito. Chiediamo anche oggi che la benedizione del Signore ci accompagni. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti, cari fratelli e sorelle, e arrivederci a domani.